Tempio Pausania, appena terminata la conferenza regionale dello sport, soddisfatto Presidente Fara? Sono molto soddisfatto, soprattutto per gli interventi che sono emersi dai vari presidenti e dai rappresentanti delle varie società sportive. Io penso che nel piano triennale, se l'assessore recepisce quelli che sono i segnali che arrivano un po' dal mondo dello sport, possa predisporre un piano di un certo livello. Si parla come esempi naturalmente di Cagliari Calcio e di Dinamo Basket, però un messaggio per gli sport minori quale deve essere? Allora, Cagliari Calcio e Dinamo Basket sono due società professionistiche, noi parliamo del mondo dello sport dilettantistico. Per quanto riguarda gli sport di minori, che per noi non esistono, perché noi gli sport sono tutti di un certo livello, ecco, io mi auguro che in collaborazione col mondo della scuola possano trovare l'inserimento e portare i ragazzi a frequentare questo mondo che il più delle volte dà l'opportunità di farli crescere. Ecco, soprattutto nel progetto Sport e Salute, scuola, in che maniera possiamo agevolare questo progetto? È un progetto che si chiama Sport e Gioventude, dove il CONI regionale porta avanti un'iniziativa nelle scuole della Sardegna, per la prima, la seconda e la terza elementare. È un progetto che viene scelto dalle varie scuole dai ragazzi ed è seguito da 17 federazioni qua in Sardegna, scelte dagli alunni e dai direttori didattici, chiamiamolo così, delle varie scuole. Noi mandiamo i tecnici e soprattutto mandiamo gli allenatori delle società, perché i ragazzi dalla scuola possono essere trasferiti nelle società sportive. Bene, insieme a Gianfranco Fara abbiamo il presidente provinciale del CONI di Nuoro, ma soprattutto un professore di educazione fisica che è stato un esempio per il territorio nuorese. Ecco, le zone interne soffrono oppure si stanno dando da fare per costruire qualcosa per lo sport interno? Sì, le zone interne si stanno dando da fare, ma soffrono inevitabilmente la scarsità degli impianti e l'inefficienza degli stessi. Ultimamente, anche nell'ultimo Consiglio regionale, ho portato a conoscenza di tutto, di tutte le difficoltà che si ha nel nostro territorio di fare attività sportiva, ed è emerso che purtroppo dei 250 impianti che abbiamo censiti nella provincia di Nuoro, l'80% non sono neanche collaudati. Pensate solamente che Oristano, che è una provincia più piccola della nostra, ci raddoppia, ha 500 impianti, è riuscito a fare il palazzetto come polo trainante, cioè Nuoro e la nostra provincia in questo momento langue, sembra che stia morendo lentamente, per cui l'auspicio è che l'assessore Biancareddu, anche con questi piccoli investimenti per le infrastrutture, dia un segnale che venga chiaramente recepito dagli enti locali, perché possano essere messi perlomeno a norma tutti quei impianti la cui fattibilità è abbastanza semplice, ma si tratta solo di buona volontà e di conoscenze delle normative, delle leggi, e di fare soprattutto le domande in merito. Bene, allora da Tempio è tutto, noi ringraziamo il presidente regionale Gianfranco Fara e il presidente provinciale Sandro Floris. Da Tempio è tutto, grazie.